Tenevano le slot machine accese durante orari non consentiti dal regolamento comunale, non avevano personale indicato come responsabile di sala e pubblicizzavano la propria offerta di gioco anche sui social, vietato per legge. Nei guai è finito il legale rappresentante della società che gestisce l'esercizio, denunciato e multato per 9.000 euro, oltre alle sanzioni accessorie. Il regolamento comunale di Vittorio Veneto, sede del locale, in questo caso è chiarissimo e prevede 3 fasce di garanzia per i più deboli, nelle quali è vietato il gioco. Una fascia mattutina dalle 7 alle 9, una fascia in orario di pranzo, quindi 13-15, e la fascia serale 18-20. Proprio in quest'ultima fascia si è sviluppata l'attività di controllo della Guardia di Finanza di Treviso, che ha consentito di rilevare che vi erano 18 apparecchi del tipo VLT in funzione, quindi pronti a consentire il gioco alla clientela. A rilevare le attività illecite condotte nel locale, le Fiamme Gialle si sono avvalse anche dell'aiuto dell'intelligenza artificiale, che ha permesso di verificare ulteriori illeciti. Ulteriori approfondimenti hanno consentito di appurare che l'esercizio commerciale veniva gestito da persone che non erano autorizzate, come lo richiede la normativa specifica, all'offerta di gioco d'azzardo e scommesse. Sanzioni elevatissime per il gestore del locale, che ora dovrà prendere provvedimenti. Dinanzi a queste situazioni sono state elevate sanzioni per circa 9.000 euro e denunciato il legale rappresentante della società che gestiva il locale per appunto aver impiegato personale non autorizzato presso l'esercizio commerciale. Ma la multa più salata arriva dalla pubblicità proibita fatta tramite social. Il contesto è stato segnalato al nucleo speciale della Guardia di Finanza Beni e Servizi per le dovute comunicazioni alla GCOM, che è l'autorità competente per valutare ed elevare le sanzioni del caso, che possono arrivare a un ammontare non inferiore a 50.000 euro.